una sedia. Cantiamo a te, pastore che ci guidi nel regno, te solo diamo, raduna il tuo gregge che vaga disperso. Cantiamo a te, sporgente zampillante di grazia, te solo diamo, o fonte d'acqua viva, che noi dispetti. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo Dio, cantiamo a te, pastore che ci guidi nel regno, te solo diamo, raduna il tuo gregge che vaga disperso. Cantiamo a te, sporgente zampillante di grazia, te solo diamo, o fonte d'acqua viva, che noi dispetti. Popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale, popolo Dio, cantiamo a te, pastore che ci guidi nel regno, te solo diamo, raduna il tuo gregge che vaga disperso. Cantiamo a te, sporgente zampillante di grazia, te solo diamo, o fonte d'acqua viva, che noi dispetti. Popolo regale, assemblea santa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. In questa messa crismale, in questo Giovedì Santo, questi sacerdoti intorno all'altare ci ricordano che oggi, in questa celebrazione in modo particolare, celebriamo il nostro ministero sacerdotale, il nostro essere sacerdoti. Lo dico subito in apertura perché possiamo tenere presenti nella nostra preghiera un confratello. E non è tra noi. E non è tra noi perché in ospedale 15 giorni fa un infarto lo ha colto. Vorrei che lo tenessimo presente insieme anche a qualche altro confratello che per motivi di salute non è presente, anche se nella propria abitazione, nella propria casa. Con queste intenzioni, accanto a tutte le intenzioni che personalmente ciascuno
in noi si porta, riconoscendo i nostri peccati, invochiamo la misericordia di Dio. Audi iudex mortorum, una spes mortalium, audi voces proferentur, donum pacis brevium. Redentor sume carne, emet continentium. O Dio, Padre di ogni consolazione, che per mezzo del tuo Figlio hai voluto recare sollievo alle sofferenze degli infermi, ascolta la preghiera della nostra fede. Manda dal cielo il tuo Spirito Santo Paraclito su quest'olio frutto dell'olivo, nutrimento e sollievo del nostro corpo, e fondi la tua santa benedizione perché questi, quanti riceveranno l'unzione, ottengano conforto nel corpo e nell'anima e nello spirito e siano liberati da ogni malattia, angoscia e dolore. Questo dono della tua creazione diventi olio santo, da te benedetto per noi, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, che vive e regna con te nei secoli dei secoli. O Dio, sostegno e difesa del tuo popolo, benedici quest'olio, nel quale hai voluto donarci un segno della tua forza divina. Concedi energia e vigore ai catecumeni che ne riceveranno l'unzione, perché, illuminati dalla tua sapienza, comprendano più profondamente il Vangelo di Cristo. Sostenuti dalla tua potenza, assumano con generosità gli impegni della vita cristiana. Fatti degni dell'adozione a figli, gustino la gioia di rinascere e vivere nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio, Padre Onnipotente, perché benedica e santifichi quest'olio misto a profumo e coloro che ne riceveranno l'unzione siano interiormente consacrati e resi partecipi della missione di Cristo Redentore.